Inaugurata nei locali della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, la mostra archeologica e le forme dell'acqua, usi, gestione e paesaggio nell'antica Agrigento, che è il frutto della collaborazione tra il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il Comando Provinciale dei Carabinieri. Il percorso scientifico della mostra è stato curato dalle archeologhe Maria Concetta Parello e Donatella Mangione e si propone come racconto storico intorno all'acqua, un tema di grande interesse a partire dall'antichità per la nostra città. Gli usi e la gestione dell'acqua nell'antica Agrigento sono approfonditi attraverso un percorso che prevede l'esposizione di reperti provenienti da ricerche antiche e recenti, supportato anche da un apparato didattico bilingue. L'Arma è da sempre a fianco a chi tutela il bene culturale. Noi abbiamo un reparto che è il Comando Tutela Patrimonio Culturale e da sempre siamo impegnati in questa missione, che è quella di tutelare il patrimonio artistico, storico, architettonico, culturale della nostra terra. E oggi è un bel momento perché questi reperti sono stati conservati e sono oggi esposti in questa caserma con un legame fortissimo con il territorio, perché sono pezzi presi nella Valle dei Templi, sono pezzi che ricordano la storia di questa terra e noi siamo oggi onorati e orgogliosi di poterli conservare in questa caserma. Un ulteriore segnale che vogliamo dare ad Agrigento è un segnale di vicinanza alla popolazione. Noi siamo l'Arma della gente, questo è stato uno dei miei leitmotiv e vogliamo continuare a esserlo. Noi proteggiamo le persone, la collettività, proteggiamo l'ambiente che ci circonda, ma proteggiamo anche e soprattutto la nostra cultura. E il messaggio che lanciamo con questa mostra fatta insieme al museo, al parco archeologico Valle dei Templi e patrocinata dalla regione siciliana vuole essere proprio questo. Dalla cultura c'è rinascita, quindi cultura come movimento per la rinascita della legalità. E una particolarità di questa mostra sono le vignette che abbiamo dedicato ai più piccoli, sono vignette ad altezza bambino che mostrano come Akragas sia stata fondata proprio qui. È una giornata importante avere portato parte della Valle dei Templi qui all'interno della città, in un edificio di pregio come la caserma del Comando dei Carabinieri, testimonia il ruolo di attaccamento del parco alla città, ma soprattutto il ruolo che l'Arma dei Carabinieri riveste giornalmente a protezione non solo dei beni culturali, ma a protezione di quei valori culturali che servono a far crescere ed educare l'intera popolazione. Avere portato qui proprio questa parte di Valle dei Templi per noi significa un accrescimento culturale in quella linea di archeologia pubblica che negli ultimi anni ha connotato l'attività del Parco della Valle dei Templi. Da cosa scaturisce l'idea di questa mostra? L'idea scaturisce dalla volontà di fare un racconto su un tema particolare e soprattutto molto sentito da una città come Agrigento, il tema dell'acqua. Akragas nel V secolo fu una città all'avanguardia possiamo dire nell'ingegneria idraulica, perché le opere pubbliche realizzate negli anni di Terone sono veramente delle opere straordinarie. Dunque siamo partiti da Terone per raccontare ciò che è stata Akragas negli anni di Terone, ciò che sono state le opere realizzate appunto da Terone, per presentare poi dei contesti in cui l'acqua assume un valore sacro molto importante, quindi da un lato il cosiddetto santuario rupestre, dall'altro lato il complesso a a sud-est dell'Olympeion, e poi abbiamo raccontato dei piccoli momenti di quotidianità, per esempio il recupero delle brocchette che sono state perse quando gli abitanti del quartiere andavano ad attingere l'acqua, e dall'altro lato due oggetti legati proprio all'igiene, legati alla pulizia, ovvero una curiosa vasca da bagno e un frammento di Lutherion.